Ti invito prima di tutto pubblicamente di chiedere scusa per quello che hai detto su di me. Sugli altri non mi interessa, ma su di me... Cosa ho detto? No, su di me non hai chiesto scusa. Ma cosa ho detto su di me? Sai benissimo quello che hai scritto No, per i no, no, musulmani. no, io ho detto che in quella lista lì, Io sono il musulmano in questione. in quella lista lì si dice che il presidente, testuale, il presidente Chomsky dice, il candidato presidente Chomsky dice che Putin è come Hitler e poi parla della pace. Ma cosa c'entra adesso questo con la battuta su di me? Ma io l'ho scritto e poi ho detto e in quella lista c'è un musulmano. Punto. E quindi cosa vuol non dire? è che ho detto c'è un musulmano cattivo o buono. Cosa vuol dire che chiaro? questo... No, e cominciate bene. Ho detto che c'è nella quella lista C'è un lì, musulmano che sono io. c'è un musulmano che lo conosci proprio bene. da parte di Chomsky che parlava in un certo modo Lo agli conosci immigrati. bene quel musulmano, sì o no? Certo che lo conosco. Bravissimo, è non c'è questo che nessun mi ha dato problema. fastidio. E non ho nessun Ma problema. può darmi fastidio questo? Possibile, ma la politica è fatta anche di fastidi. No, di doppie facce, in questo caso. La mia no, la doppia faccia sarà forse di uno che dice che Putin è Hitler di come te il tuo che presidente hai cercato e che una parla degli persona che immigrati e poi fa questo. hai attaccato perché ha scelto un'altra strada, anzi ha mantenuto l'altra strada. Io le cose le ho dette, lui le ha dette. Volete stringervi la mano? Allora, io stringo la mano solo se chiede scusa, se no... Ma io non chiedo scusa E allora non stringo la mano. No, chiedi scusa non ti al tuo stringo la mano. presidente. Tu lascia stare il mio presidente, siamo io e te. Se vuoi stringere la mano chiedi scusa, se no no.